Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, ottavi di finale Italia-Norvegia, ragazzi, partita proibitiva contro la nostra Italia, ma cerchiamo di fare comunque il nostro. Allora, qua abbiamo un morto. Beh, almeno dei parametri migliori, dai, facciamo così. E vai, è un nostro Haaland, Haaland, Haaland. Ebbene, andiamo contro un'Italia comunque che sicuramente ci darà molto filo da torcere. Calcio d'inizio, Italia, Norvegia. Abbiamo fatto vedere grandi cose nelle prime due partite del girone contro il Messico, delusione totale. Vedremo un po'. Cosa combineremo in questo ottavo. Eccoci qui per vivere lo sport al suo massimo livello. È un'esperienza calcistica che sono sicuro rimarrà nei ricordi di tutti noi. È l'incontro tra due delle 16 squadre elette, quelle sopravvissute alla fase iniziale a gironi. Fra un paio d'ore dense di emozioni e con i nervi a fior di pelle, sapremo Eccoli chi qua, potrà andare ragazzi. a casa e conosceremo anche il nome della nazionale che invece potrà già cominciare a immaginarsi, a sognare la finalissima. Andiamo. O magari addirittura Italia-Norvegia, rivincita degli ottavi di finale di France 98. Il Beira Rio di Porto Alegre nel sud del Brasile è una struttura dalle dimensioni impressionanti. Vai ragazzi, Il pubblico di casa già è alzato la un'impresa manopola del impossibile, volume. Loro sono sicuramente già ma si può pronti, Gabriele. fare. Sì, Lo so che Fabio, suona so strano, ma bene è cosa così. significa giocare una partita così. È il primo turno eliminazione diretta. È qui che il torneo entra nel vivo. Ocio I Beppe. tifosi sono giustamente... Colpo di testa. E subito, prima occasione per gli azzurri. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Vai Berghe. Lunga, lunga, lunga. Jorginho. Zaniolo prova a prolungare. Roba nostra, roba nostra. L'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. Il portiere rinvia, partita tesissima. La Norvegia vuole provare il tutto per tutto. Vada. Chiesa. Provano a ripartire da dietro. Dai ragazzi, però finora solo Italia, non è che toccato palla praticamente. Prova il cambio di gioco. Guarda che roba, Fioi. Chiesa. Troppo forte per essere vera sta Italia, che è una buona squadra, ma sta facendo cose turche. Cambi di gioco, mondiali. Ma il primo, dai contropiede, dai che li beffiamo in contropiede. Ecco. Florenzi. Only Italia per il momento. Solo Italia. Riceve un buon cambio di gioco. Ma che roba, c'è veramente un'Italia che fa un fraseggio devastante. El Zan. Sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, mi sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Niente da fare, non riusciamo a sfondare. Ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Non si sfonda Beppe. Non si sfonda Beppe. È davvero una bella serie di passaggi questa. Chiesa. Non c'è niente da fare, è stato bello trombare. 18 minuti, solo una squadra in campo, cioè l'Italia ha il 90% di possesso palla probabilmente. Noi stiamo giocando in contropiede, vai Erling, bravissimo per King, vai King, il re. Elegante. Bravo King. Bella apertura. Ah, peccato, però ce siamo fatti vedere anche noi in avanti. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Attenzione, Cattedrale se ne va. Bravo, ok, vai Berghe. Vai Johansen. Ha provato l'azione individuale senza successo. King, la butta su King, ma è errato, purtroppo. Un lancio sbagliato da parte del giocatore norvegese. Tanta fatica stiamo facendo, eccolo qua, ecco la cagata. È riuscito a passare. Regolare, no, regolare. No, rosso però, fammi buttare via la partita subito. Rosso. Espulso. Si poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro non ha avuto dubbi.
Ultimo Si uomo, arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Vabbè, il terzino Ora destro dovrà è andato, giocare il resto ragazzi. della gara a 10. La partita è praticamente finita, se segnano poi. Lorenzo Insigne. Mamma mia. Stavamo giocando male, avevamo in sofferenza. Un rimpallo errato ci ha portato a questo. E adesso ci vuole più che un miracolo. Verratti. Rischiamo l'imbarcata. Vai Erling. Erling se ne va tentando un contropiede micidiale. Stiamo giocando di rimessa. Bravissimo Erling. Tira! Mamma mia. Dai la beffa atroce, dai l'atroce, segniamoci, barrichiamo. Dentro di testa! Era gol. Ma dai, ma dai. Gran peccato. Ha provato, ma niente di fatto. Prime azioni in 10, pazzesco. Il calcio è strano, Beppe, il calcio è strano. Poi 2 espulsioni in 2 partite, eh? Spinazzola. Norvegia cattiva. Vince il duello fisico. Bravo e si Rosted. pallone. Stiamo giocando meglio adesso, è pazzesco. Lorenzo Insigne. E ancora recuperiamo, benissimo. Passa. Niente, però proprio non riusciamo a passare. Chiesa vuole la palla. Scatta verso il pallone. Sarebbe bellissimo vincere in 10 contro l'Italia, sarebbe the dream. L'intervento è stato provvidenziale. Lotta, Ottimo. perde l'equilibrio. Vai Erling. Erling C'è per il re. l'opportunità per il contropiede. Ha la possibilità di Niente, andare verso niente. la Italia sontuosa in difesa. calcio di punizione per l'Italia. Va bene. La 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 na 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 na. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Bravissima. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Vai raga, vai. No, ancora ancora errore. Zaniolo. Occasione per il contropiede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Peccato. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Dai ragazzuoli però. Selmes. La gioca in profondità. Dai fioi, dai. Prova il compagno. Erling. Donnarumma para. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. 0-0 tra Italia e Norvegia. 22 in campo, si riprende. Siamo in 10, è durissima. Ma per il momento teniamo. Gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Sai Fabio, si dice che a volte sia più facile giocare in 10. Beh, nella mia carriera mi sono trovato in situazioni simili e questo sembra uno di quei casi. D'altra parte, se mettono in mostra una tale intensità e un tale coraggio... Mamma mia, chi ma può quanta dire cosa fatica, potrà ragazzi. Faccio che accadere? fatica a La partita commentare è una ancora partita dove non apertissima. riesco a superare quasi mai il 0-0 fino alla centrocampo. prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. Ci vuole un miracolo Perché però. così L'Italia, brilliamo Insigne è solo cambio di gioco, madonna C'è in Insigne. azione con Il la bluff seconda più parte grande di della questa storia del gara. calcio italiano. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Pronto? La toglie dalla Mamma porta. mia, che miracolo. Mamma che miracolo. L'Italia comincia a premere, raga. Serve più precisione e velocità. Prova Si a comincia a velocizzare sentire il gol, l'uomo in più verticalizzazione. per l'Italia. Gioca una palla Niente, lunga. niente. Noi veramente solo ai rigori possiamo andare, ho paura perché Marco Verratti. proprio non Mostrano riesco un a buon formulare controllo del gioco. un'azione di senso compiuto. Lorenzo Insigne. Passaggio sulla destra. Chiesa. Buono. Ok. Alesami. Prova a giocarla in profondità. Riceve il passaggio. Brevissimo. Vai Erling. Vai la beffa erlinghiana. Mamma mia. Peccato.
prima azione però. Sicuramente abbiamo fatto più cose in 10 che in 11 contro 11. Guarda come gioca l'Italia, mamma mia che gioco. Con il lancio lungo. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Ecco Immobile. Cerca il passaggio per Aia. prova a salire. Sì, vabbè, insigne di testa anche no. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Si è mosso bene. Mamma mia, quanti errori. Spinazzola. Insigne. Ci Ok. mette il fisico e conquista il pallone. Vai Odegaard. Ecco che ripartono. Vogliono il gol della vittoria. Pallone lungo in verticale. No, ma zio buono. Il tempo è scivolata. Entra Bernardeschi e esce Zaniolo, fa già ridere L'arbitro così. dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Delusione Berghe, mettiamo Eriksen, dai, l'ultimo cambio ce lo teniamo. Mamma mia, l'è dura, però l'è molto dura, l'è molto molto dura. Ci vuole un miracolo. Jorginho allarga il gioco a destra. Chiesa. Occhio a Cattedrale, occhio a Cattedrale. Si fa largo con grande determinazione. Decide di sfruttare la fascia. Verratti sulla fascia. Guarda, è proprio il buco a destra, ovviamente lo sfrutta l'Italia giustamente. Con il traversone. Odegaard. No, regalarla così no però. Ma regalarlo così no però, dai. Jorginho. L'oriundo di merda ha segnato, ma vaffanculo. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. È stato bravissimo a Ma guarda Odegaard, e sta alto. Purgati così. Purgati così. Adesso recuperare è un'impresa. Credo ci tenessero a far bene nella partita inaugurale. Di sicuro questo gol è un buon auspicio per il resto della competizione. Come la partita inaugurale Madonna Marchegiani. Che pippa Marchi. La Norvegia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Basta, crollo norvegese giustamente. Mamma mia. Comunque penso anche in 11 contro 11 era quasi impossibile. Speriamo almeno che possa vincere l'Italia al mondiale. A questo punto. Vai, ma passala! Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Crollo atroce, mamma mia, Immobile ci tiene in partita ancora. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Entra Biraghi, esce Spinazzola. Bonucci. Jorginho. Ottimo il fraseggio. Ottima pressione la sua. Ok. Ci mette il fisico. Fallo. Niente, guarda com'è coperta Erling. Niente da fare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi. Guarda, sì, però anche un culo nei rimpalli, mamma mia. Oh. Speriamo sia così anche negli europei del prossimo anno, perché... Prova a verticalizzare. Mamma mia, delusione totale da parte di tutti, veramente, però perché... Ok, l'Italia è superiore, però non così tanto da giocare così male, sinceramente. Alla peggio nello scontro di forza. Niente, sempre passaggio sbagliato, un po' come nella Master, ti fa schizzare ste robe, ragazzi, veramente. Quando non è colpa tua, l'espulsione per carità ci sta, però i passaggi si possono far giusti anche in 10, non è contro il regolamento. Vedi, niente da fare. Il tempo sta per scadere, devono darsi una mossa. Bello, finalmente un'azione Johnson! Johnson, ti prego, un bel passaggio Johnson! Ah, dai, ma porco zio però, dai! Vaffanculo, va. Partita orrenda. Meritiamo di perdere, ma non c'è dato neanche la possibilità di giocare, purtroppo. Grandi dispiacere ovviamente per non essere Salutiamo il torneo. 1-0 per un gol regalato, oltretutto, è un'espulsione che c'era, però.
Va bene, andiamo a vedere come finisce il mondiale. Informazioni. C'è la Germania che batte l'Italia, anche questo fa ridere. E il Congo quarto, ragazzi, complimenti al Congo. Comunque Germania, Galles, Belgium. Raga, un saluto, come no, ve ne sia. Ciao!